Il Veneto dispone della quinta migliore sanità d'Italia. A stabilirlo è la classifica del Ministero della Sanità basata sulla griglia dei LEA 2018, i livelli essenziali di assistenza stabiliti appunto a livello nazionale. Si tratta di una classifica molto importante perché è quella sulla base della quale avviene il riparto del Fondo Sanitario Nazionale. Il Veneto rientra tra le prime 5 regioni, è appunto la quinta secondo i parametri e gli indicatori per la qualità e l'efficienza del sistema sanitario, ma soltanto 3 saranno le regioni benchmark. Quelle sulla base delle quali verrà calcolato il costo medio standard per le prestazioni. In pratica ogni singola attività, lo leggiamo sul Gazzettino di oggi, viene calcolata per ogni singola attività la media della spesa fra le aree più performanti e il risultato ottenuto diventa il riferimento per la suddivisione dei fondi in tutta Italia. Quindi è molto importante essere tra le regioni benchmark. Sicuramente tra queste ci sarà l'Emilia-Romagna, che è arrivata prima nella classifica nazionale. A seguire ci sono Umbria, Marche, Lombardia e Veneto, ma appunto tutte queste 4 possono rientrare tra le 2 regioni benchmark aggiuntive. Se si andasse in ordine di classifica sarebbero Umbria e Marche, ma c'è una polemica interna alla conferenza delle regioni dove proprio l'assessore dell'Emilia Romagna ha chiesto al presidente appunto della conferenza delle regioni, Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, in qualche modo di proporre al governo un emendamento in modo tale da considerare tutte e 5 le migliori aree, quindi passare da 3 a 5 le regioni benchmark, in modo da non scontentare nessuno. La torta da spartire, cioè il Fondo Sanitario Nazionale, vale 121 miliardi di euro. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto e oggi è giovedì 10 marzo 2022. La prima notizia del giorno riguardava appunto la sanità. Il Veneto dispone del quinto migliore sistema sanitario regionale secondo la classifica stilata dal Ministero della Salute sulla base dei livelli essenziali di assistenza 2018. Noi voltiamo pagina e parliamo di PFAS. Ieri, a 9 anni dal disastro PFAS di Trissino, o meglio dall'emergere di questo scandalo, l'inquinamento appunto da sostanze perfluoroalchiliche che coinvolge una popolazione di oltre 200.000 persone tra le province di Padova, Vicenza e Verona, ebbene il Parlamento batte un colpo. Lo leggiamo sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi, un articolo di Albino Salmaso. PFAS, la legge sui limiti inizia l'iter, va colmato un vuoto storico. Sappiamo che è in corso il processo ai manager della Miteni, la fabbrica a Trissino responsabile probabilmente dell'inquinamento PFAS. Resta da stabilire in che misura, naturalmente, ma appunto mentre a Vicenza è in corso il processo giudiziario, il Parlamento, o meglio ieri in Commissione Ambiente al Senato, è stato incardinato il disegno di legge in sede redigente che fissa i limiti degli scarichi nelle acque. L'obiettivo naturalmente è arrivare allo zero industriale come previsto dall'ISPRA, e quindi cosa significa questo? Un tetto di 50 microgrammi litro come PFAS totale e di 10 microgrammi litro come somma di PFAS. Insomma, dei dettagli tecnici, ma il senso è quello di una legge che finalmente inserisce un limite, quello per i PFAS, che ad oggi non è previsto, e questo è un piccolo grande scandalo, non è previsto nella normativa nazionale. La legge è stata presentata da senatori del PD, dei 5 Stelle e di Liberi e Uguali. Voltiamo pagina, torniamo in Veneto, si parla di energia, chiaramente crisi energetica, e
il ruolo quindi delle energie rinnovabili. Il presidente degli industriali veneti, che in questi giorni interviene con una certa frequenza e anche con una certa verve, dichiara che le rinnovabili vanno bene, ma attacca la regione chiedendo uno stop a limiti e vincoli. In particolare ce l'ha con le nuove leggi in discussione in Consiglio regionale sul fotovoltaico a terra e sulle centraline idroelettriche. Dice Carraro: le regole per contemperare esigenze ambientali e produttive vanno applicate, già esistono e vanno applicate con rigore, ma introdurre a livello locale ulteriori vincoli o limiti restrittivi rischia di impedire la realizzazione di investimenti che ci renderebbero più autonomi. È un messaggio rivolto e diretto alla regione che porrebbe troppi lacci e lacciuoli, in primis al fotovoltaico a terra. In questi mesi c'è stata una grandissima polemica da parte soprattutto della Coldiretti e di altre associazioni di esponenti del mondo, diciamo, dell'agricoltura, contrari alla diffusione del fotovoltaico a terra, in particolare nelle aree agricole. Ma secondo il presidente di Confindustria Veneto, il caro bollette e anche il PNRR, che contiene una serie di disposizioni sulle energie rinnovabili, diciamo, indicano chiaramente la strada. Bisogna investire sull'energia rinnovabile, scelte responsabili da mettere in atto nell'immediato, dice Carraro, e quindi però una stilettata alla regione che dice sempre il presidente degli industriali, avrebbe affermato in più occasioni la volontà di intervenire in maniera decisa, ma rimangono alcune valutazioni che sembrano poco coerenti con le urgenti logiche di sviluppo del settore. E quindi l'attacco ai due progetti di legge, uno sul fotovoltaico a terra e l'altro sull'idroelettrico, che secondo Carraro, anziché facilitare la realizzazione degli impianti nel pieno rispetto alle norme nazionali vigenti in materia, introducono vincoli o limiti ulteriori che quindi rallentano, se non impediscono tout court, la realizzazione e la prosecuzione dei lavori per la produzione di energia pulita. Ecco, questo l'attacco di Carraro, quindi avanti tutta con le rinnovabili dappertutto. La notizia sul Corriere del Veneto di oggi gli risponde in qualche modo sulle pagine della Nuova Venezia invece Gianfranco Bettin, scrittore politico, già presidente della municipalità di Marghera a Venezia, ora consigliere comunale a Venezia. In una lunga intervista, in realtà spazia su molti temi, parla anche del suo nuovo libro I tempi stanno cambiando, clima, scienza e politica, ma il titolo dell'intervista con Nicolò Menniti è questo: rinnovabili, serve uno scatto, ma no ai campi fotovoltaici. Quindi secondo l'ambientalista Gianfranco Bettin vanno eliminate assolutamente e da subito tutte le lentezze burocratiche, tagliando la democrazia, la burocrazia. L'autoproduzione può aumentare enormemente da subito e questo avrebbe un impatto immediato per l'autonomia energetica del nostro paese, delle nostre comunità. Questa è la posizione di Gianfranco Bettin, che però dice no ai campi fotovoltaici. Quindi in parte d'accordo e in parte disaccordo con il presidente degli industriali veneti, a cui comunque non fa esplicito riferimento. Voltiamo pagina, una polemica politica in regione, la commissione Covid-19 di cui forse nessuno si ricorda, ma è ancora attiva e diciamo insediata all'interno del Consiglio regionale. Oggi sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi lo scontro, la polemica tra opposizione e Lega. L'opposizione in Consiglio regionale lamenta che a 5 mesi di distanza da una richiesta non è ancora stata fornita la documentazione da parte dei dirigenti sanitari. Insomma, i dati a disposizione della commissione sarebbero decisamente parziali e impedirebbero di fare una valutazione oggettiva su quanto successo. Ricordiamo che la commissione era stata richiesta e nasceva con l'obiettivo di fare chiarezza sulla gestione della pandemia Covid, in particolare di quella seconda ondata Covid che aveva visto il Veneto in cima alla tristissima classifica delle morti e dei contagi
oggi da coronavirus. La seconda ondata infatti nella nostra regione era stata particolarmente devastante. La commissione Covid dovrebbe occuparsi di questo, ma secondo le opposizioni i dati a disposizione non ci sono o sono comunque pochi. Replica la Lega e in particolare la presidente della commissione sanità in consiglio regionale assieme a un altro esponente della Lega che dicono i dati ci sono invece e alle opposizioni interessa soltanto incolpare la regione del Veneto di una qualche mancanza, ma se quello che vogliono i commissari dell'opposizione sono numeri e documenti che avvallino le loro accuse contro la regione, ebbene questi documenti non esistono. Controreplica dell'opposizione che si dice sorpresa dalle parole delle colleghe leghiste: sulla commissione non abbiamo intenzione di perdere tempo, dicono i consiglieri regionali dell'opposizione, vogliamo invece dare le dovute risposte ai veneti, risposte basate su fatti oggettivi. E in effetti i veneti sicuramente avrebbero bisogno di sapere la verità su cosa è successo nei mesi più duri della pandemia e in particolare su come sono avvenute le scelte che poi hanno caratterizzato la gestione della emergenza, in particolare della seconda ondata. Chissà se sapremo mai questa verità e se arriveremo mai a un racconto veramente condiviso di quella che è stata un'emergenza drammatica. Ma voltiamo pagina, guardiamo al futuro. Il piano nazionale di ripresa e resilienza e la sua declinazione in chiave locale, quindi il piano regionale invece di ripresa e resilienza. Forse lo ricorderete, il Veneto aveva presentato un piano mastodontico, 155 progetti per una spesa stimata di 24 miliardi di euro, soldi che erano previsti in arrivo dall'Europa appunto tramite il piano nazionale di ripresa e resilienza. Ecco, all'epoca molti, naturalmente le opposizioni, ma non solo, anche molti osservatori avevano notato che si trattava da un lato di un semplice elenco di brevi schede che descrivevano progetti già in precedenza, diciamo, ideati forse da anni nei cassetti della regione e comunque si trattava appunto di un elenco veramente molto ampio, mastodontico, una spesa stimata di 24 miliardi di euro che venivano chiesti appunto a Roma. C'era chi diceva non sta né in cielo né in terra, invece la giunta che questo elenco aveva fatto naturalmente difendeva la sua posizione. Ebbene, la giunta Zaia torna sui suoi passi, rivede questo piano regionale di ripresa e resilienza. I progetti da 155 diventano 16, i miliardi stimati da 24 diventano 27. In sostanza il piano regionale di ripresa e resilienza fa diviso 10, cala quindi al 10%, ci sarà non ci sono più le strade non sono finanziabili col piano nazionale di ripresa e resilienza, ci sarà invece molto più digitale. Sul Gazzettino di oggi, ma anche sugli altri quotidiani locali, la scheda con tutti i dettagli del naturalmente per aggregato del nuovo piano regionale di ripresa e resilienza che sarà oggetto di discussione in regione martedì prossimo. L'ultima notizia di oggi è una flash: apre in piazza San Marco il primo caffè cinese, chef veneziano e cucina locale. L'ha rilevato appunto un'imprenditrice che vive a Venezia da 30 anni, si chiama Patrizia, è un'imprenditrice di origini cinesi. Appunto si tratta del Gran Caffè Fulgenzi sotto le procuratie vecchie in piazza San Marco a Venezia. Momento difficile ma ho fiducia, dice la nuova gestione, ed è la prima gestione cinese in piazza San Marco. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata.